A Marcon nuove polemiche per la festa del 25 aprile, ancora braccio di ferro tra il sindaco Romanello e Lampi, che lo apostrofa come primo cittadino ridicolo e dannoso. Il 25 aprile è festa di tutti gli italiani, lo ribadisce con forza la CGIL di Venezia. Il segretario Daniele Giordano ricorda al sindaco di Marcon di aver prestato giuramento sulla Costituzione. E sempre sul 25 aprile non si placa la bufera sull'assessore regionale Elena Donazzan dopo l'accostamento tra antifascismo e Brigate Rosse, a prendere le distanze anche gli alleati della Lega. A Venezia è corsa contro il tempo per ripristinare la linea del tram. Il direttore generale di AVM Giovanni Seno auspica che i lavori possano terminare entro fine mese. Bosco dello Sport, dopo la bocciatura dell'Europa ai 93 milioni del PNRR, dalle opposizioni in consiglio comunale anche i pentastellati compatti contro la realizzazione del nuovo stadio e palazzetto. La festa di San Marco, storica per la città, che sarà un teatro a cielo aperto per il concerto itinerante del coro più grande d'Italia, la Voce Grande di Venezia, domani in pellegrinaggio tra le scuole grandi. E poi la storia di nonna Liliana, che ieri è riuscita a coronare il suo più grande sogno, andare al Taliercio a tifare Reyer, e ha pure portato fortuna. Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Venezia di Antenna 3. Dunque, in apertura le polemiche legate al 25 aprile, cui è legato anche il nostro sondaggio di questa sera di Ring. Vi ricordo in diretta su Antenna 3 a partire dalle 21:15. 25 aprile, l'antifascismo è ancora un valore? Se pensate di sì, dovete chiamare lo 0422 16 26691. Se viceversa pensate di no, il numero da comporre 0422 162 6690. I risultati nel corso di Ring, ribadisco, questa sera in diretta su Antenna 3 a partire dalle 21:15. E dunque a Marcon sono nuove e accese polemiche per le celebrazioni della festa della liberazione, con un nuovo braccio di ferro tra il sindaco di Marcon Romanello e l'associazione dei partigiani, che lo ha apostrofato come primo cittadino ridicolo e dannoso. Il 25 aprile è sicuramente un momento di unione, riguarda la liberazione d'Italia, ma da questo possiamo dire tranquillamente che Bella Ciao non è un inno di unificazione. Viene strumentalizzato, a mio parere, in maniera forte da partiti politici e da coloro che invece vogliono far diventare il giorno della liberazione un momento di divisione sociale. Così il sindaco di Marcon, Matteo Romanello, se la prendeva anche con Bella Ciao. Correva l'anno 2019. Oggi come ieri la divisione sociale, cui fa riferimento nell'intervista di 4 anni fa, corre sempre sullo stesso filo: i festeggiamenti del 25 aprile. 2 infatti i distinti volantini per la ricorrenza patrocinati dall'amministrazione comunale. Il primo, eccolo, asciutto e smilzo, con i previsti 10 minuti per la cerimonia ufficiale, con l'alzabandiera e la deposizione della corona d'alloro ai caduti a partire dalle 8 del mattino. Contro il più nutrito e corposo dei paralleli 3 giorni di festeggiamenti, con concerto, dibattiti, sfilate della Brigata Pozzuolo del Friuli e dei Lagunari, per la festa niente meno che di San Marco, con tanto di deposizione del boccolo, anche se il patrono di Marcon è San Giorgio. Che sarà la grande festa, il comune di Marcon insomma farà la grande festa, la festa del boccolo. È veramente ridicolo, ecco sì, io potrei dire che non lo chiamerei neanche fascista, lo chiamerei ridicolo, un sindaco ridicolo che non fa certamente bene insomma, alla memoria dei tanti anziani che comunque popolano questa sua città insomma, di Marcon, ecco, questo discorso. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. L'indifferenza dobbiamo combattere e la volontà specifica che vediamo ogni giorno da parte di cariche istituzionali di voler modificare la storia. Non è possibile, il 25 aprile è il giorno delle celebrazioni della liberazione del nazifascismo e questo deve essere. L'appello dell'Associazione dei Partigiani. Bisogna esserci, bisogna dimostrarlo, bisogna soprattutto partecipare il 25 aprile, che è il giorno più importante per la vittoria contro il nazifascismo. Ampi che tira dritto e rilancia con una nuova proiezione di cui chiederà nuovamente il patrocinio del comune. Quale sarà la risposta? Il film in questione, previsto per l'8 maggio, è sullo scandalo Wikileaks e la vicenda di Assange, pellicola sulla libertà di stampa, Hacking Justice il titolo.
Il 25 aprile è la festa di tutti gli italiani, lo ribadisce con forza la CGIL di Venezia, che attraverso il suo segretario generale Daniele Giordano ricorda al sindaco di Marcona di aver giurato sulla Costituzione italiana. E questa cosa ci è parsa molto strana, non solo molto strana ma anche incomprensibile. Sembra quasi che il sindaco Romanello si vergogni di celebrare il 25 aprile e lo faccia la mattina all'alba per fare in modo che nessuno se ne accorga e soprattutto che nessuno si accorga della sua presenza. Invece questa festa è una festa di tutti gli italiani, è una festa di liberazione, la festa della libertà, e noi domani saremo a Mestre, in piazza, a celebrare questa ricorrenza, perché non solo non dobbiamo ricordarci che se tutti oggi possiamo esprimere liberamente il nostro pensiero è proprio grazie alla lotta di liberazione, è proprio grazie ai partigiani che hanno dato la vita. E quindi invitiamo il sindaco di Marcona a dare più importanza a questa celebrazione, non solo per smentire chi lo dipinge distante da questi valori, ma anche perché un'amministrazione pubblica, un sindaco che giura sulla Costituzione non può che non ritrovarsi in questi valori che sono i nostri valori fondamentali. E polemiche sul 25 aprile ci sono anche in regione, dopo che l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan ha accostato l'antifascismo con le Brigate Rosse. Avrei preferito non doverle commentare, ma ancora una volta l'assessore Donazzan alla vigilia del 25 aprile ha rilasciato dichiarazioni aberranti, antistoriche, al di là di ogni revisionismo. Le parole dell'assessora Donazzan sul 25 aprile sull'antifascismo sono gravi e si inseriscono in un disegno che sembra ormai sistematico di revisionismo e di negazionismo da parte di questa destra che ci governa. Se a livello nazionale a tenere la scena è il presidente del Senato Ignazio La Russa, sul piano locale un'altra tempesta politica e mediatica si è scatenata sull'assessore regionale di Fratelli d'Italia Elena Donazzan, che nel corso di un'intervista rilasciata ai quotidiani Gedi ha affermato come l'antifascismo in Italia abbia prodotto il terrorismo rosso e che non può essere un valore. Prova ne è, ha detto poi Donazzan, che anche nella nostra Costituzione non viene mai menzionato. Apriti cielo, l'accostamento BR e antifascismo ha fatto sobbalzare sulla sedia anche gli alleati del centrodestra. Si dichiara molto perplesso il commissario della Lega in Veneto, il padovano Alberto Stefani. Centrodestra è sinonimo di libertà contro ogni dittatura. La Lega è orgogliosamente antifascista e anticomunista. A intervenire anche il leghista Gian Antonio D'Arè, che da ex sindaco di Vittorio Veneto ha sempre partecipato alle celebrazioni del 25 aprile. È una valutazione di parte ed è, secondo me, ad ogni se senza ma, è una valutazione sbagliata. Le Brigate Rosse hanno un'origine diversa, hanno una finalità diversa, era quella di destabilizzare lo Stato, e quindi credo che questa sia una polemica e delle affermazioni sicuramente fuori luogo, soprattutto fuori tempo in questo momento. E nel fine settimana dal centrodestra sono partiti diversi messaggi distensivi. Sabato sul Corriere della Sera Zaia ha parlato di una festa fondante e di tutti. 24 ore dopo, ospite da Fazio, il guardasigilli Carlo Nordio si è augurato che il 25 aprile diventi una ricorrenza europea. Non parla esplicitamente del caso Donazzan, il numero 1 dei meloniani in Veneto, ma il messaggio sembra comunque chiaro. Credo che non basti dirsi antifascisti, bisogna andare oltre, dirsi contro ogni forma di totalitarismo, riconoscersi nei valori di libertà e della democrazia. Questo siamo noi, questo facciamo. Sarebbe invece giusto che il 25 aprile fosse vissuto da tutti come una festa condivisa e di tutti, e che la destra prendesse finalmente le distanze dal fascismo e riconoscesse nel 25 aprile il simbolo della libertà e della democrazia. È ancora interrotta la circolazione del tram sul Ponte della Libertà dopo che l'altro giorno un autobus di ATVO ha preso fuoco lungo il tragitto. AVM spera di ripristinare la circolazione del tram entro il ponte del 1° maggio. Intanto la Procura di Venezia ha aperto un fascicolo. Saranno le perizie disposte dalla Procura della Repubblica di Venezia a stabilire le cause dell'incendio del pullman ATVO avvenuto nel pomeriggio di venerdì scorso sul Ponte della Libertà. Sull'episodio è stato aperto un fascicolo d'inchiesta per incendio colposo senza nessun iscritto nel registro degli indagati. Sull'incendio anche ATVO, l'azienda proprietaria del mezzo, ha attivato una commissione d'indagine. Nel frattempo, dopo il pomeriggio di passione di venerdì per il collegamento con il centro storico lagunare, è
ancora fermo il tram sulla linea T1, coperta grazie ai bus a causa della mancanza di una trentina di metri di rotaia danneggiati dall'incendio. Per la riattivazione sono al lavoro i tecnici di AVM. Verso la fine della giornata dovremmo avere le idee chiare su quello che sono i danni e ciò che c'è da fare sulla linea aerea di alimentazione del tram, quindi capiremo esattamente se è da sostituire oppure no. La notte fra mercoledì e giovedì poseremo la resina e il pezzo di rotaia che abbiamo dovuto togliere e la relativa resina contenitiva, e poi cominceremo a provare il sistema. Toccherà poi all'USTIF, l'ufficio trasporti del Ministero, dare la certificazione definitiva per il riavvio del collegamento del tram con Piazzale Roma. Speriamo di farlo prima del ponte del 1° maggio, stiamo lavorando per quello, speriamo che i tempi vengano, quantomeno rispettati. Ci fermiamo per un istante, a tra poco con altre notizie e altri servizi da Venezia e provincia. E ora parliamo del Bosco dello Sport. Come sapete, la Commissione europea ha negato il finanziamento da 93 milioni di euro del PNRR per il progetto. Giovedì ci sarà un consiglio comunale che si preannuncia infuocato e al dibattito prende parte anche il Movimento 5 Stelle con un giudizio molto negativo nei confronti dell'amministrazione comunale. Dopo la bocciatura dell'Europa sull'utilizzo dei fondi del PNRR per costruire un nuovo stadio, un nuovo palazzetto dello sport a Tessera, se dal Comune di Venezia si continua a parlare di decisione politica più che tecnica, dalle opposizioni in Consiglio Comunale con il Movimento 5 Stelle si acuisce la contesa sulla perdita dei 93 milioni di euro di finanziamento pubblico. Come Movimento 5 Stelle già dalla prima commissione avevamo sollevato la questione relativa all'utilizzo di questi fondi dalla missione 5, e cioè quelli della rigenerazione urbana. Le risposte che ci sono state date sono state molto evasive e molto arroganti, facendo capire che noi non eravamo all'altezza di capire quali erano le indicazioni esatte dell'Europa. Amministrazione comunale che pare non si dia per vinta, tutt'altro. Il sindaco Brugnaro continua a dire sicuro che il progetto del Bosco dello Sport si realizzerà a costo di impegnarsi in prima persona. Ecco cosa diceva ai nostri microfoni mercoledì scorso, 19 aprile. Si farà, o farmi una tua occasione, o facciami, te vedi partire qua Cario, dove vai? A fare stadio. Pentastellati che tra battaglie e mobilitazione a suon di carte e cortei promettono quel palazzetto non sa da fare. Adesso il nostro sindaco chiede al governo di metterci una pezza, però questo vuol dire l'utilizzo comunque di fondi pubblici per fare un'operazione che in gran parte riguarda la costruzione di un palazzetto dove giocherà quasi sicuramente la squadra del sindaco. Anche se quell'area era prevista edificabile dal PAT, ciò non toglie che eticamente andare a costruire in quell'area vuol dire continuare a consumare suolo. Nuova nomina per il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, designato dal presidente dell'ANCI Antonio De Caro, rappresentante delle città metropolitane nella conferenza nazionale di coordinamento delle autorità di sistema portuale istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La conferenza ha il compito di coordinare a livello nazionale le scelte strategiche e le scelte di pianificazione in ambito portuale ed è presieduta dal ministro Matteo Salvini. Ed è una festa di San Marco storica per la città che sarà un teatro a cielo aperto per il concerto itinerante della Voce Grande di Venezia. 200 artisti che si esibiranno a partire dalle 9 di mattina nel corso di un evento che toccherà le scuole grandi della città.
200 voci, 10 tappe. Primo appuntamento alle 9 alla Scuola Grande di San Marco, Scuola Grande di Santa Maria del Rosario, nei pressi dell'ospedale civile. Ultima esibizione evento alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. Venezia diventerà per un giorno teatro a cielo aperto della Voce Grande di Venezia, una maratona musicale e culturale con protagonisti e coristi di Big Vocal Orchestra e Vocal Skyline, diretti da Marco Toso Borella. Cominceremo la mattina e arriveremo alla sera, stanchi ma felici di aver fatto questo tentativo, il primo in epoca moderna, di vedere coinvolte tutte queste realtà. Alle scuole grandi di Venezia si aggiungono alcune tra le più storiche e quelle di nazionalità. La scuola di Dalmati, l'Arcicofraternita della Misericordia. È tutto registrato. Ecco, un tessuto connettivo che univa la Venezia di un tempo e che viene testimoniato dalla Venezia di oggi. Scrigni assoluti di arte e cultura, le antiche scuole della Serenissima, che verranno raccontate prima dell'inizio di ogni tappa concerto dalle guide storiche dell'associazione Best Venice. Passato e presente che si fondono grazie al linguaggio universale della musica nella data simbolo del 25 aprile, festa di San Marco, patrono della città e della liberazione. Ecco che noi andremo ad abbracciarle tutte, andremo a toccarle tutte con un concerto itinerante. Un concerto che vedrà la Big Vocal Orchestra e i Vocal Skyline percorrere tutte le strade della città per andare davanti a ogni scuola grande, dentro anche alcune di esse, a cantare, a far vedere cosa significa essere Venezia oggi. Un evento unico a cui accederanno in modo gratuito 1000 spettatori. E adesso vi raccontiamo la storia di nonna Liliana, che ieri è riuscita a coronare il suo più grande sogno, quello di assistere ad una partita della Reyer, e ha pure portato fortuna. Ecco la nonna Liliana. Grande supporter della Reyer, grazie alla figlia Paola Pavanna è riuscita a coronare il suo più grande sogno, andare al Palazzetto Taliercio e vedere la partita della sua squadra del cuore, la Reyer appunto. Evviva Reyer! Con il cuore in gola dall'emozione e carica di gioia è uscita dalla casa di riposo per andare a tifare in prima fila la sua Reyer contro Varese e ha pure portato fortuna, visto che l'incontro di domenica si è concluso a favore dei veneziani per 92-81. La Reyer per me è questa. Aspetta che gliela faccio vedere bella, eccola qua. Quanti anni è che ti farei? Sarà da che è nata. Da che sei nata? Penso, poco dopo. Io ne ho 82, sarà 70. Liliana, nonnina ultra ottantenne, che con grande tenerezza e dolcezza, grazie alla Reyer e alla consigliera Rado, è riuscita a superare i soliti intoppi burocratici, realizzando il suo più grande desiderio. Ringrazio tutti. Da Venezia per ora è tutto, vi lasciamo le previsioni del tempo, dopo di noi appuntamento con il telegiornale di Treviso. Arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. Atmosfera instabile, una perturbazione rende il tempo variabile in questo ponte del 25 aprile, festa della liberazione. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da un tempo spiccatamente instabile, come detto. Avremo precipitazioni sparse e discontinue anche a carattere di rovescio. Poi dalle ore centrali crescenti schiarite, specie in pianura, alternate ad annuvolamenti. In serata fenomeni in esaurimento ovunque. Temperature nuovamente in lieve calo, minime tra 3 e 11 gradi, massime tra i 14 e i 18 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia.
Anche in questo caso avremo piogge deboli o moderate, ma localmente anche abbondanti. Dal tardo pomeriggio deciso miglioramento con cielo sereno in serata. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo schiarite e annuvolamenti con probabili rovesci e temporali nelle ore centrali della giornata. Temperature minime intorno ai 7 gradi, massime sui 19 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 32 06 05. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.